Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia e i principali titoli del pomeriggio. Il CGA ha accolto il ricorso di Luigi Genovesi che aveva chiesto il riconteggio dei voti alle ultime elezioni regionali per presunte irregolarità nella provincia di Messina. Secondo Genovesi gli errori sarebbero stati determinanti per l'assegnazione dei seggi. Confermato l'ergastolo per Margareta Buffa, condannata per l'omicidio di Nicoletta Indelicato, la 25enne morta la notte tra il 16 e il 17 marzo 2019 nell'entroterra di Marsala, nel Trapanese. Questa la sentenza del processo di appello bis. È morto dopo 24 ore di agonia l'imprenditore Alberto Re, che ieri mattina si era sparato alla testa nella sua casa di Agrigento. Aveva 78 anni, era uno degli organizzatori della 43esima edizione del Paladino d'Oro Sport Film Festival in corso al Teatro Pirandello di Agrigento. Un'analisi effettuata dal quotidiano Sanità ha fatto emergere un quadro preoccupante per i bilanci degli ospedali italiani. Bene le principali strutture siciliane che chiudono il 2022 in attivo o a pari. Chiudiamo con il meteo. Dopo 2 giorni di forti piogge e temporali, la Sicilia si prepara ad accogliere nuovamente il bel tempo. Da domani infatti dovrebbe tornare il sole in diverse province, ad eccezione di Ragusa e Agrigento, dove potrebbe battersi ancora qualche rovescio. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.